amici di Sky Island Magazine, buonasera dal centro storico di Chioggia e per la precisione dal Museo della Torre di Sant'Andrea. Forse non tutti sanno che proprio qui nel cuore del centro storico di Chioggia si nasconde l'orologio più antico del mondo e oggi abbiamo un ospite speciale che ci racconta qualche cosa di più a riguardo. Si presenti e ci dia qualche notizia. Allora, Cesare Mantovan, insegnante di matematica nel passato, oggi volontario in questa torre. Da quando? Dal 1997, quando fu scoperto questo orologio nella fase di ristrutturazione del campanile. Da ricordare che questo campanile ha oltre 1000 anni. Era una torre di avvistamento, poi con il tempo si è evoluta ed è diventata essere campanile. Certo. Dico anche questa notizia perché di avvistamento lungo l'Adriatico erano dislocate parecchie torri, per cui quando c'era un'invasione straniera bastava segnalare, per esempio dalla torre qui di Sant'Andrea si vede tranquillamente il campanile di San Marco. E quindi facendo segnalazioni luminose si poteva avvisare se arrivava il nemico. Certo. Perché nel 1997? Perché hanno deciso di ristrutturare le scale, era necessario ristrutturarle perché sia chi faceva manutenzione delle campane sia chi faceva manutenzione dell'orologio si rifiutava di venire sopra. Certo. Non c'erano i pianerottoli, per cui si sono rivolti al comune e il comune ha dato i finanziamenti perché fosse ristrutturato. Certo. In realtà non c'erano i pianerottoli, ne hanno fatti 2 di questi pianerottoli, poi già che erano in fase di ristrutturazione li hanno completati tutti. Cosa è successo? Che al quinto piano è saltato fuori questo orologio visto dal maestro Bullo, lo ha segnalato all'ingegnere Adomini che è il presidente nazionale degli orologi da torre e questa a sua volta ha informato l'ingegner Penestri, professore universitario a Tor Vergata in Roma, in cui hanno riconosciuto che si trattava di un cimelio davvero storico. Le dirò, le traversie sono state tante perché c'è già a Salisbury un orologio che è coevo a questo, cioè quello si parla del 10 gennaio del 1386, qui del 26 febbraio del 1386. Cosa ci sono? Sono 2 lettere di intenti in cui si parla di questo orologio. In nessuna delle 2 si parla del periodo della costruzione. Dirò che ancora è una diatriba che è stata chiarita ultimamente in quanto l'ingegnere Domine, dopo aver preso visione di tutti i documenti che erano stati raccolti soprattutto dal maestro Bullo, ha potuto affermare che si tratta dell'orologio più antico al mondo. Lei non vuole ammettere, io lo ammetto invece, che fa parte, praticamente riconosco che ci sia la mano dei Dondi, perché i Dondi operavano qui a Chioggia fin dall'inizio, quando nel 1313 il nonno venne qui in un concorso medico, ha vinto il concorso e quindi si sono impiantati qui, poi si sono trasferiti a Padova, hanno costruito, restando nel campo degli orologi, l'orologio che vedete in Piazza dei Signori a Padova, che poi è stato ricostruito perché una volta quando facevano una guerra si facevano dispetti e distruggevano tutto quanto quello che avevano. Cosa potrei dire di questo orologio? Praticamente sono venuti qui degli esperti e hanno riconosciuto non solo l'antichità ma anche che, non essendo mai stato mosso da qui, si poteva tranquillamente datarlo, cioè confermare che era l'orologio del 26 febbraio del 1386. Abbiamo poi, io lo ritengo una delle cose più interessanti personalmente come cultore anche di storia, che praticamente questo orologio, da quando abbiamo trovato il primo documento, ci sono i documenti fino al giorno d'oggi, che non si dimentica che fino al 1970 questo orologio funzionava. Funziona 1970. Okay. Le dirò di più, io sono un romantico, quindi quando vengono soprattutto gli stranieri, soprattutto gli inglesi, e loro vanno matti per i fantasmi, dico che anche noi abbiamo qui un fantasma. Perché? Perché nel 1800 e giù di lì un sacerdote si è fermato qui per 11 anni e accudiva l'orologio, faceva anche le sue pratiche inerenti alle sue funzioni, ma soprattutto accudiva l'orologio. In dialetto volgarmente lo chiamavano il prete onze,
cioè unge, perché ungeva tutti i vari ingranaggi dell'orologio. Vero, Poi una mattina, poveretto, l'hanno trovato stecchito duro qui, perché viveva nella cella campanaria che avete visto sopra, quindi non so come abbia fatto a vivere questo poveretto. E allora io immagino che le sere, soprattutto di nebbia, vada in giro con uno di questi Ferrari che vedete qua giù a controllare se tutto è a posto. Quindi una noticina romantica c'è anche aggiungo, siccome sono romantico, che qualche giovanotto, qualche coppia qualche volta si perde qua sopra. E una volta sono rimasti chiusi dentro, hanno dovuto chiamare l'ufficio di polizia perché li vengono a tirare fuori. No, perché sennò facevano la fine del dono, per carità. Quindi insomma abbiamo scoperto non solo che anche Chioggia ha il suo fantasma, ma che qui, cari amici della Terra delle Meraviglie, si nasconde effettivamente l'orologio più antico del mondo. Invitiamo quindi tutti i nostri lettori a venire a scoprire questa autentica meraviglia, proprio nel cuore del centro storico, quindi siamo lungo Corso del Popolo, e ricordiamo, mi aiuti, che gli orari di apertura sono la domenica mattina. Sì, dalle 10:30 a mezzogiorno e 30, però poi sia telefonando al direttore sia mandando un'email si può venire qualsiasi giorno della settimana, basta preavvisare con quindi anticipo. Se volete una visita esclusiva e magari anche in compagnia del nostro nuovo amico che come vedete ne sa parecchio, vi sarà sufficiente prendere un appuntamento e concedervi una visita in esclusiva nelle meraviglie. Quindi da Chioggia è tutto, grazie infinite per queste perle che io stessa non conoscevo da Veneta, e ci vediamo alla prossima puntata di Guida la Sgaia.